chiamo Domenico, in casa mi chiamano Menego. Ho 12 anni ed abito ad Asolo. Mio padre è morto in guerra e io abito con mia madre e mio nonno Maurizio. Per noi nonno Iccio. Oggi è il 19 agosto 1958. Settembre è ormai alle porte, ma oggi è un giorno speciale. Per la prima volta il nonno mi porterà al mercato. Andremo lungo il torrente, il Muson, fino a Castelfranco. Man mano che si avvicinano al centro di Castelfranco, Menego comincia a sentire i suoni tipici del mercato. Nonno, guarda gente che cos'è? Sì, lo so, dammi vicino, che cos'è, massa gente, che siete perdi, tua nonna e tua mamma mi coprono. La nonna Bianca ci ha chiesto di andare a prendere un vitello nuovo per la stalla. Ecco, il pavillon, per quanto che io mi ricordo, era un punto fisso per la vendita di tutte le granaglie. Disperazione e delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani... E sto radicio, beo rosso, beo vivo, e mi piace ste bancarelle. Ma amico fame, non ho neanche fatto colazione. Sì, ma è anche a me, guarda là che tocco del formaggio. D'improvviso il sole cocente viene via via coperto da nuvole sempre più minacciose. Menego e il nonno fanno appena in tempo a comprare delle corde e a ripararsi sotto la baracca del vecchio Marinda Godego, il venditore di zoccoli più apprezzato della zona. La cosa era diversa perché il Musonello nasce chissà quando, ma secoli fa, come canale per fornire energia motrice a mulini, folli, segherie e via discorrendo, e negli anni 50 i mulini in questo senso sono ancora in funzione. In questa parte sud c'era tutto orto, sempre nella parte alta vigneto. Però c'erano degli orti che io ricordo straordinari, che sono impensabili. Io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego. Nonno, dove andiamo adesso?